Allora, signore e signori, ladies and gentlemen, benvenuti al salotto. Facciamo un applauso sporadico anche per attirare l'attenzione, diciamo, in questa serata particolare, perché noi di solito siamo lunedì, ma poi domani è la Befana, allora non volevamo arrivare, diciamo, in concomitanza. Allora, stasera è una serata particolare intanto perché avremo tra poco il DJ set di Nasca degli Statuto e di DJ Dave, che tra poco, anzi, ci hanno già come dire, fatto entrare in un'atmosfera indie. Poi ci sarà praticamente un solista con una band, perché tra poco ci verrà a trovare Andrea De Begnac, e invece ce l'abbiamo già, che c'ha le fan, e invece ce li abbiamo già, loro arrivano dal mare, è una cosa che potrebbe essere pericolosa di questi tempi perché con le strade che ci sono, ma gli diamo un caldo benvenuto ai Dagma Sogna, welcome, benvenuti ragazzi, welcome. Allora, stasera abbiamo il piacere, diciamo, di ascoltarvi dal vivo, di sentire dal vivo questo che è il vostro ultimo lavoro, il vostro ultimo LP, che se non sbaglio si chiama Grattacieli di carta, vero? Grattacieli di carta. Esatto. Che è uscito, insomma, a febbraio, insomma, di quello che ormai è l'anno scorso. Anche Febbraio dell'anno scorso, sì. È una cosa. Allora, so che anche voi, come diciamo prossima band, siete in un periodo in cui state per, come dire, raccogliere molte idee, è un periodo importante, però a Torino non ci siete mai stati. No, come Dagma mai, è la prima, no? È la prima volta. Va bene, allora con che cosa vi presentate, nonostante, diciamo, il casino che abbiamo stasera qui al nostro pubblico di Torino, anche quello che ci ascolta in streaming? Allora, il primo brano che vi presentiamo è il secondo singolo tratto dal nostro ultimo disco, si intitola Cenere, e ve lo presenta qui presente Daniele Ferro alla chitarra. Benissimo, Daniele, adesso ti apro, arrivo. Sì, il brano in versione acustica è molto diverso da quello che si può sentire sul disco, quindi se vi piace vi invitiamo a seguirci su Spotify e su tutti i canali possibili e immaginabili per gustarne la versione originale. Questa è la rilettura acustica di Cenere. E a fare anche un po' di silenzio, please, thank you. Esaminando ogni singola azione, un po' nostalgia, un po' delusione, per come in due si possa essere soli, un giorno sposi, quello dopo ignoti, con frasi usate per dare spiegazione di come in un attimo divento incolore e brucia la pelle, fa male alla schiena, in ogni linea che han fatto le dita, brucia pensare che non ti ho tradita, ma a parte questo comunque delucia, brucia pensare di averti creduto, brucia ogni istinto per cui ti rivoglio, brucia nel fuoco di questo mio orgoglio, di questo mio orgoglio. Brucia in un rogo che è un fuoco di paglia, questa passione è diventata rabbia, brucia ed emana quel suo fumo denso, tanto che il vuoto lo sento già immenso, riempie i polmoni fino a farmi male, ho quasi smesso di respirare. Come sott'acqua, come affogare. brucia la pelle, fa male alla schiena, in ogni linea che han fatto le dita, brucia pensare che non ti ho tradita, ma a parte questo comunque delucia, brucia pensare di averti creduto, brucia ogni istinto per cui ti rivoglio,
Grazie. Dagmar Sogna qui al Salotto. Per la prima volta qui al Salotto e per la prima volta a Torino abbiamo così ascoltato questo primo brano che, come avete giustamente prima ricordato, stasera siete diciamo in versione super unplugged, però poi insomma invitiamo ad andare ad ascoltare insomma tutto quello che c'è sulla rete e anche a quello che insomma verrà poi magari nel futuro, perché so che state insomma registrando, anche se ti alzo un po' la voce, ok. E invece adesso con che brano proseguiamo in questa perlustrazione, diciamo? Allora, il prossimo brano è l'unica cover che faremo questa sera, però è una cover molto significativa che è inserita nel nostro ultimo disco, perché è un brano che ci lega a un autore italiano molto importante con cui abbiamo avuto modo anche di collaborare, nonché condividere il palco in alcune occasioni. Parliamo di Omar Pedrini, dei Timoria. Grande Omar, che salutiamo. È ormai un amico della band. E nell'occasione del 25enne di Viaggio Senza Vento, noi insieme ad altre band liguri hanno riproposto una versione di un brano di quel disco. Noi abbiamo scelto Verso Oriente, che in un momento particolare del percorso artistico della band ha significato proprio un cambio di direzione, quindi è un brano che tutt'oggi ci calza a pennello nel nostro vestito sonoro e ve lo riproponiamo qua in versione totally unplugged. Va bene, benissimo. Allora Dagmar Sogna, questa se non ho capito male, Verso Oriente. Sembri bella ora che vado via, visto che perdonare non so.
Dagmar Sonia qui al Salotto per la prima volta a Torino in questa diciamo tournée che avete diciamo girato un po' l'Italia, adesso andrete al sud per presentare questo vostro ultimo lavoro che ricordiamolo si intitola Grattacieli di carta. Questa vabbè era una cover però insomma di una band, credo per voi insomma l'avete spiegato, addirittura seminale, ormai siete diventati anche diciamo come dire amici, quindi insomma si capisce anche come dire il percorso, un certo tipo di rock, un certo tipo di ascolti. Adesso mi sa che invece proseguiamo in quella che è la vostra produzione con un brano che avete fatto da Red Ronnie quando siete andati a trovarlo. Sì, l'abbiamo eseguito anche da Red in diretta dai suoi studi del Roxy Bar. Questo è il nostro ultimo singolo, l'ultimo estratto da Grattacieli di carta. In realtà è un brano che io ho ricantato una volta entrato a far parte della band, ma faceva parte del disco precedente, giusto? Giusto, in versione elettrica e l'abbiamo riproposto nell'EP in versione acustica, che è quella che andrete a sentire. È quella che sentiamo qui stasera, quindi diciamo Sì, un brano che sì, ha sì. vissuto un po' di trasformazione, un po' di metamorfosi, ma stasera al Salotto lo sentiamo così. Visto volare le nostre mani, le braccia di nervi sembravano ali, e come a distendere i corpi in un prato, librarsi nel cielo risollevato. Ho visto i peccati diventare luce, ho visto la notte calare profonda, ho visto le case svanire nell'ombra, nelle distanze, un cielo che affonda. E nuotando in un mare di stelle, ho visto attraverso i tuoi occhi la sera, e contando solo le più belle, come una candela che piange la cera, tra paure di perdere tutto e la fiducia di essere migliore. Ho mischiato la vita alla tua, partendo dal cuore. Cosa facciamo? Crediamo al destino, anche se racconta che è tutto finito, perché a certi giorni ti senti sbiadito, e allora sapori l'indefinito. E nuotando in un mare di stelle, ho visto attraverso i tuoi occhi la sera, e contando solo le più belle, come una candela che piange la cera, tra paure di perdere tutto e la fiducia di essere migliore. Ho mischiato la vita alla tua, partendo dal cuore. Nuotando in un mare di stelle, ho visto attraverso i tuoi occhi la sera, e contando solo le più belle, come una candela che piange la cera.
Dagmar Sogna qui al salotto con questo brano, diciamo, che insomma, fa parte del repertorio un po' più diciamo antico, che poi uno insomma, però giustamente questo era parte, diciamo, della produzione precedente. So che siete lanciati verso quelle che saranno delle nuove date, probabilmente al sud. Per seguirvi e per sapere quindi dove siete bisogna fare i soliti social, cose, Facebook, Instagram per tenervi aggiornati sui nostri spostamenti, per ascoltare qualcosa se vi è piaciuta la nostra proposta, Spotify, Amazon, Apple Music, iTunes, eccetera eccetera eccetera. I nostri video sono su YouTube. E salutiamo Stefano Lombardo e Mirko Bertolotto, che sono i nostri registi che ci hanno accompagnato durante questo percorso, e niente, ci vediamo in giro, insomma. Adesso torniamo in Liguria la prossima settimana, poi di nuovo Lombardia, Toscana, Emilia Romagna siete in giro, dai, siete in giro. Siamo... e speriamo di riavervi presto qui a Torino. Speriamo anche noi. Grazie a tutti, davvero, grazie mille. Lavoro. Allora, con che brano ci salutate? Ci date l'arrivederci, diciamo. Ci salutiamo con quello che è la nostra più classica chiusura, sia dei concerti in acustico che in elettrico, brano tratto dal primo album, Frammenti di identità. Questa si intitola La tua verità. La tua verità. Grazie a tutti ancora.